Pronto? Sì, buonasera, sono Palmerini Loris. Buonasera. Dunque, a me sembra che ci sia un po' un falso problema, nel senso che esiste un dispositivo legale che permetterebbe ai sindaci di bypassare o di... Palmerini, volevo dare questa notizia, mi scusi, poi le ridò la parola. La puntata della scorsa settimana è stato un successone. Bene. Quando abbiamo portato qui in studio tutti i partiti autonomisti è stato un grande successo. Voglio dire, lo dico in volontariato. Comunque, per tornare alla questione della fiscalità, non della fiscalità ma appunto del patto di stabilità, informo il leader dei Veneti, il 20%, che esiste una norma che permette ai comuni di poter spendere questi soldi perché il patto di stabilità è contrario a una norma del Consiglio d'Europa. Esiste una cosa che si chiama Carta Europea delle Autonomie Locali, che l'Italia ha ratificato con legge numero 439 del 1989. In questa legge è praticamente scritto il federalismo fiscale in termini che le dico subito. Grazie Palmerini. Che in questa Carta Europea per l'autogoverno locale, che erroneamente è stato tradotto come autonomia locale nella ratifica italiana, è previsto il principio per cui ogni servizio svolto dal comune o dalla provincia deve avere i fondi necessari per essere svolto e che soprattutto una volta delegate le funzioni e i fondi i comuni sono liberi di spenderli come vogliono. Noi siamo a disposizione per i sindaci a fare un ricorso in Corte Europea, che tra l'altro noi abbiamo già richiesto l'applicazione di questa cosa, Bene, alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Grazie Palmerini, dobbiamo andare avanti, grazie per questo appello. Serra, sì. Mi puoi dare i suoi riferimenti? Dopo te li do, sì.